Buonasera amici di Directa Sport dal Palacus. Il Cus Cagliari ospita il Vigarano per un match valido per la seconda partita del girone di ritorno. Padrone di casa che vengono da un periodo non facile, ma anche da due partite positive, purtroppo finite in sconfitta ma solo negli ultimi minuti. Per questo oggi c'è l'occasione di raccogliere i primi frutti. Dall'altra parte invece il Vigarano viene dalla vittoria contro il Pantherosato che tra l'altro è l'unica squadra contro la quale hanno vinto i padroni di casa. Si parte subito con la palla 2, il primo posto palla è delle ragazze di Coach Borghi. Il possesso è buono, San Martino prova subito, sul rimbalzo recupera palla, ma poi sbaglia anche nel passaggio. Cuscaglieri che sta forte nel rimbalzo, ma ha concesso l'out che verrà battuto da Cecini. Iniziano quindi all'attacco le emiliane. Vediamo se prova a vincere da 3. Gioco per Olajid che da sotto canestro, il ferro la ferma, l'arbitro fischia, la direttrice di gara Salaspina, semplicemente dall'out. Funziona i blocchi, palla fuori ma intercettata, riparte allora il Cus. Attenzione, cerca Vandè da sola fino a dentro, finta e alla fine è fallo e si riprende comunque con la palla per le ospiti. Perini, a lei inizia questa azione, San Martino vicino a lei, in due su di lei, lo scambia ancora con Perini. Vediamo se prova ad andare a cercare il tiro, cerca la gita, invece intercettato, ancora Storino che può andare sotto canestro, incesta sul pallone, chiede calma allora. Fuori Stravinska, ecco il centro che va al topo, prende il ferro. Occasione persa per il Cus e allora subito dall'altra parte con il tiro per il primo canestro della gara. Fermato San Martino, la sbloccano le ospiti. Gara fin da subito viva. E allora adesso si parte con Strulli, ha giocato bene per Paoletti, ancora Paoletti, cerca da 3, soltanto il ferro però. Buona reazione delle ragazze del coach Sciascia, che hanno fino a qui comunque un ottimo atteggiamento, anche due buone occasioni perse. Si devono difendere però. Cecini, vediamo se cerca il colpo, prende il ferro, poi sul rimbalzo ancora lei. Ma non è riuscita neanche la seconda occasione a concretizzare. E allora Cus che ci prova, Stravinska che ne palla non servita, Caldaro prova e il pareggio, si sbloccano ancora anche le padrone di casa con Caldaro, ma siamo già dall'altra parte. Perini, ancora Cecili, dietro a San Martino, bello canestro sotto canestro per Perini che mette dentro, torna subito in vantaggio il Vigarano. Inizio comunque più a favore proprio delle emiliane, nonostante botta e risposta. Questo Tullio che adesso non è a fallo. Tentativo da 3, risposta importante allora per andare a -1. San Martino ora vuole entrare dentro, fuori per Perini, vediamo se riprova, è bloccata. A destra, prova a entrare, ultimo suo tempo. E allora 8-5. Non sono passati i primi 3 minuti di gara. Caldaro, Gioni, prova, va fuori, il ferro le dice di no. Si riparte
torna dall'altra parte, Vigarano in attacco, Cecchini chiama palla e viene servita, cerca la compagna libera, aveva il blocco che poi non riesce a liberarsi, allora è Perini che entra dentro, prova, non va, poi sul rimbalzo Olajide spreca l'occasione. Ma con il fischio, allora si va dalla lunetta, vada proprio la numero 10. Tiro fuori, non va il primo, seconda occasione allora per Olajide che stavolta mette dentro, più 4 momentaneamente per le emiliane. Trullio, giocata da Cecchini, la palla stavolta buona per Caldaro che sotto canestro non riesce ad affondare il colpo. E allora Perini, il Cespi che perde il pallone, Trullio può ripartire verso la sinistra, adesso bisogna di aiuto, può andare da sola Caldaro sotto canestro, non può sbagliare stavolta, di mezzo allo svantaggio. Siamo quasi a metà del primo quarto. La gira sotto canestro sbaglia e allora ancora le padrone di casa, sempre con Trullio. Doveva passare con il blocco. Infine il fallo fischiato. Pronto per riprendere, palla sempre al numero 24. Fuggioni cerca ancora Trullio al piano sin dall'inizio, prova a sfondare e cerca anche il tiro in controtempo, non è andato. Allora dall'altra parte ci prova Perini da 3, non va questa volta. E allora di nuovo fronte d'attacco per il Cus. Trullio tutta a sinistra, in mezzo per Stavinska che si fa rubare il pallone, allora riparte il Vigarano, palla per Cecchini che cerca il colpo da 3 e non lo trova per poco. Paoletti quindi, qualche errore di troppo forse in questa prima metà del primo quarto, gara ancora molto lunga. Intanto Paoletti dal limite cerca alla destra Trullio, prova ancora una volta a sfondare, poi si rifà Stavinska che riesce a mettere dentro. È il punto del pari momentaneo quando mancano 4 minuti e mezzo alla fine del primo quarto. Partita divertente, viene giocata alla pari. Adesso il Vigano con Cecchini prova a sfondare, bene il pallone per Olajide, ottima l'azione però di Cecchini, la numero 10 non può sbagliare. Nuovo vantaggio quindi. Adesso Caldaro per Trullio, tiene palla, cerca la strada per andare da sola, allarga bene a destra per Caldaro, ancora Trullio però che fa quasi tutto il lavoro, tutta sola la Caldaro, non poteva sprecare questa occasione. Colpo su colpo in questa fase dunque. Ora Cecchini ha il colpo da 3, cerca invece a destra, ecco un tiro sul ferro, ma poi guadagna l'out Perini, mentre viene chiamato il time out quando mancano 3 minuti e mezzo alla fine del primo quarto. Gara sicuramente alla pari, divertente, ha preso il piglio giusto la squadra di coach Borghi, ma poi anche quella di coach Scioscia ha saputo rifarsi. E fino a questo sicuramente una gara all'esito tutt'altro che scontato, nonostante appunto i favori del pronostico fossero a favore delle emiliane. Vedremo se ci saranno anche dei cambi per affrontare gli ultimi 3 minuti.
purtroppo non si riesce a sentire quello che viene fuori dalle panchine dei due coach. Sulla carta Figarano fa sentire di avere più tecnica, più qualità, però fino a qui la tenacia del CUS sta regalando un match totalmente alla pari. Discorso già chiuso per le padrone di casa, che sono le prime ad entrare in campo. Iniziano ad entrare ora invece anche le ragazze del Vigarano. Intanto hanno fatto entrare il primo cambio e Doc Pegbe. Palla a loro, sotto canestro. Sfondamento in 2 su di lei. Palla fuori per Cecchini. Bella la trama a uscire per la nuova entrata che prova il colpo da 3. La palla rimane lì ferma sul ferro. Ci pensa, ci prova il nostro Lio al secondo tentativo. Recupera il pallone. È il gioco che riprenderà in favore delle padrone di casa. Strullio. Subito attaccata del Bebe con fallo. E allora nuovamente dal fondo. Sempre Strullio, sempre lei a ricevere la prima palla del primo gioco. Pallone per Gagliano. Adesso Giangrasso, ancora Strullio. E finte, vediamo se cerca uno spazio per concludere. Quindi invece di andare da Caldaro che va verso il fondo. Prova e guadagna il colpo dalla lunetta. Fallo abbastanza evidente. Mentre viene chiamato un altro cambio dentro Saias, i suoi movimenti possono essere un'arma in più per Sciascia. Intanto Caldaro al tiro, anche lei come la Gid sbaglia la prima occasione. Ora per la seconda. E questa volta con un po' di difficoltà ma entra. Siamo allora 12-11. Guardando qui che è rimasto 2 volte Strullio. Può andare direttamente verso la rete. Sceglie Saias. Il pallone per Caldaro che non può sbagliare. 14-11. Intanto mi prova a ripartire proprio Doc Pegbe. E c'è anche fallo. Si fa sentire il pubblico di casa adesso. Fase sicuramente importante della gara. Saias rimettere il pallone in gioco. Dalla destra Caldaro, ancora per Saias. Sceglie di andare fino a dentro, poi esce fuori dall'area dei 3 punti. Strullio, vediamo se va a entrare da sola. Una finta, controtempo. E questo è un ottimo canestro. Il 16-11, poi c'è fallo. È il momento sicuramente del CUS. È il momento del CUS. Vigarano in confusione quando mancano poco più di 2 minuti alla fine del primo quarto. Fa proprio Saias a battere. Sento fischio. È libero, doppio libero. Strullio, vediamo se lei riuscirà invece ad andare senza errori. Primo tentativo che va, perfetto, perfetto. Secondo tentativo adesso. Con più difficoltà
funziona anche questo. E adesso Vigrano che deve però reagire. Ci prova con Cecchini, la più attiva dei suoi sicuramente. Finora in partita. Cerca movimento, la trama verso il Lockback B. Ora ci si avvicina, fa anche blocco. La palla però va ancora a Cecchini. E vede un tiro sulla fine dell'azione. Il ferro di Cedino. Allora riparte adesso Zayas. Fuori Caldaro. Struliu, Caldaro. Lo scambia ancora. Sempre Struliu. Manovra ancora loro due. Sotto canestro a cercare Stavinska. E alla fine la palla è per le ospiti. Buona trama veloce. È mancato il passaggio a Stavinska questa volta. 1 minuto e mezzo alla fine. Mentre arriva un altro cambio. Fuori proprio Trullio. Dentro Puccioni. Si prende invece dalla destra un Perini. Sale tutta la squadra. Messo fallo. Si riprende quindi un out. Doppio il best sulla palla. Olajid la tiene stavolta. Controllo verso ancora Olajid. Il passaggio però non è buono. Riparte il Cus. Il Giangrasso per Pugioni. Stavinska vede ben messa a Caldaro. Ancora Giangrasso. Forse per un momento pensa di sfondare, poi cambia idea e si rifà Zayas che vede uno spazio, passa fino in fondo e mette dentro un ottimo canestro, ottima azione. Ecco i movimenti di Zayas. 20-11 il risultato. Perini dall'altra parte, palla per Olajid, vuole fare da sola. Poi si arrende, cerca il passaggio come Perini che cerca di andare anche lei fino ancora da 2 punti. Alla fine solo out. Mentre doppio cambio per gli ultimi 35 secondi del primo tempo. C'è un'azione completa da vivere con un colpo da 3 che non va. E allora riparte su dall'altra parte il Cus con Pugioni che serve perfettamente Zayas. Poi si fa rubare palla, la recupera. Però fallo laterale. Sì, no, sono 2 tiri affidati a Zayas. C'è la possibilità di andare a più 11 quando siamo quasi allo scadere del primo quarto. Entra il primo tiro. Il secondo, questa volta tiro perfetto. 22-11 adesso. Ultimi 20 secondi, un'azione intera da sfruttare per il Vigarano. Controllo dentro l'area, in 3 addirittura su Perini che poi si rifà da fuori. Ancora il tiro da 3, entra dentro. Colpo importante anche per la fiducia. E c'è lo scadere del primo quarto. E noi ne approfittiamo per un breve time out, linea allo spot.
Siamo tornati, amici di Directa Sport, tutto pronto per l'inizio del secondo quarto. Il risultato è di 22-14 per il CUS. Il primo pallone e per il Vigarano, che ha trovato un importante colpo da 3 punti proprio sullo scadere. Vediamo se è entrata con più fiducia, prova subito da fuori. Palla sul ferro però, ancora Perini. Che passato per San Martino, deve andare da sola. Fallo. Ha utilizzato troppo il braccio, quindi sfondamento. Servita bene Puccioni, ancora per la polacca. Sai, ha servito, prova il tiro, troppo corto questa volta. Allora recupera il Vigarano che gioca adesso con San Martino. Perini, ancora fuori, questa volta Pepe. Piedel cerca anche lei di entrare fino in fondo e mette un ottimo canestro. Ed era meno 6 quando è passato solo un minuto di questo secondo quarto. Una gara apertissima, Pugioni quasi manca il controllo. Poi però il servizio per Caldano che non può sbagliare. Torna a più 8 il CUS. San Martino si gira e mette dentro canestro. Risponde ancora una volta il Vigarano che torna a meno 6. Era molto vivace adesso. Saias, servito di Pugioni che rischia di perdere la sfera. Riesce a resistere sulla marcatura di Perini. Zulliu per un secondo la perde, ma c'è ancora lei. La porta avanti. Fa tutta lei al gol ed è un canestro ottimo. L'arbitro Ticerino e proteste. Allora che adesso si rimane per il CUS. E sentite anche la reazione del pubblico. Fatto sta che si continua con più 6 per il CUS, il Vigarano che attacca. Piedel, Perini, difende palla, cerca lo scambio ottimo con San Martino, il tiro è debole. E poi c'è il fallo. Palla quindi ancora al CUS. Saias, c'è lei Gagliano che lo tira col blocco, poi chiama palla e servita. Vediamo se prova anche a tirare, si fa fuori. Savinska è andata sotto canestro. Ottimo tiro. Risposta di Perini che però va solo sul ferro. E allora CUS che rimane avanti di 8 punti. Servita Strulliu sulla destra. Strulliu prova anche andare da sola. Si libera. Canestro che non arriva però. Ancora anche per lei ferro. Ma un CUS sicuramente in gran forma oggi. Avevamo detto, veniva comunque da delle prestazioni positive, finite poi con una sconfitta proprio nel finale. È chiaro che quindi anche per questo oggi cercherà di affondare il colpo il prima possibile, provare a tenere sempre un buon vantaggio. Qua ha sprecato una buona occasione per andare a più 10. Tanto sotto a rete, troppo facile per Enrica Pepe.
Meno 6 allora per il Vigarano e palla per il Cus. Saias con lo scambio. Gagliano che prova da fuori. Ferro anche per lei. Parte allora Perini. Il Vigarano può accorciare. Può essere il suo momento questo. Quinta volta però. E fallo. Intanto anche doppio cambio. C'è fuori San Martino. Ha iniziato bene il ultimo impatto nel secondo quarto, poi si è un po' persa. Ora si riprende. Cecchini si rivede adesso in questo momento, quando il tentativo da 3 non fortunato, ma ci pensa Pepe sul rimbalzo e va a meno 4 la squadra emiliana. Palla che invece ora alle bianche su Liu. Puccioni, poi si va a sinistra, anche il tentativo, il Paletti che si lamenta, ma si gioca. Cecchini, Piedel fa tutto lei e poi però non riesce a mettere dentro il colpo che sarebbe valso il meno 2. Raggio comunque dimezzato mentre fa tutto un giro su Liu. Ora Stavinska, Pugioni velocemente da su Liu, che non vuole andare per quello da 3 ma per quello da 2 e lo realizza. Un momento importante per spezzare un po' la fiducia delle avversarie. Torna così a più 6. Vediamo però se si ridifende il vantaggio, che va a 4. E allora, time out chiamato. Momento da sfruttare per Kosciascia soprattutto. Sta vedendo le sue ragazze soffrire la ripresa del Vigarano. Una gara comunque di cui fino a qui può essere soddisfatto. Ne approfitto ragazze per bere. Anche stavolta finiscono prima le padrone di casa. Nurlo è ora in campo. Non mancano meno di 5 minuti alla fine del secondo quarto. Cioè, tornano in campo e adesso hanno raggiunto anche dal Vigarano. Si prenderà con la palla affidata a Paoletti, sempre sulla sfera dopo lo scambio con Saias. Caldaro tra le migliori oggi. Pugioni, Stavinska più in difficoltà lei invece rispetto alle compagne. Ora prova ad andare in proprio. Ecco qua subito la sua risposta, importantissima. Cecchini adesso, la palla che va alla destra, il tiro sul rimbalzo, la palla a Caldaro, brava a recuperare, sotto canestro, Puccione adesso, ancora Caldaro. Puccioni chiamato in causa da dentro, il primo tentativo non è buono, il secondo sì, è tornato a più 8 il Cus Cagliari. Importante reazione dopo il time out. Vediamo se il Vigano saprà reagire. Chiuso il passaggio da Caldaro, ora Saias, buona la finta.
e aspetta il movimento. Stavinska pensa a lei per Paoletti, non va il tiro da 3 e si riprende dunque con le rossonere che hanno palla con Cecchini. Cecchini cerca un compagno, quasi cadendo, trova il passaggio, vuole ancora e poi sotto canestro, bravissima Boccola a trovare il canestro, vale il livello 6. Gara che rimane più o meno stabile su quel distacco, non riesce mai a avvicinarsi di più, è stata a meno 4. Poi ha avuto la ripresa il Kus, e stavolta come c'è guadagna un'ottima chance Stavinska che andrà alla lunetta. Tanto torna in campo Perini, torna in campo anche Olashid. Soprattutto la fisicità di Olashid in questo momento può essere importante. Stavinska, perfetta la prima conclusione. La seconda battuta adesso. Entra anche questa. Q8 per le padrone di casa. Si prova il Vigarano con Perini, subito sulla destra, tentativo da 3, non entra neanche questo, anche è un po' sfortunato il Vigarano, prova a approfittare del momento il Kus. Paoletti sulla destra, vuole il passaggio per Caldaro, alla fine non guadagna neanche dal fondo. Vigarano che ha 2 minuti per provare ad accorciare il più possibile prima della conclusione del secondo quarto. Cecchini, ottima trama questa, tentativo di tiro, una buona occasione, era abbastanza isolata ma non riesce ad approfittarne Boccola. Ringrazia ancora il Kus che si fa subito con Stavinska, che dopo un primo quarto un po' in sofferenza si sta rifacendo in questo secondo. 1 minuto e mezzo alla fine, più 10 adesso nel risultato. 36 Kus, 26 Vigarano. Il tiro a fondo che non va. Riparte Saïas, veloce. Ora Gila costringe la ragazza a non andare verso il canestro, ma Saïas prova da 3. Non va il suo tiro. E subito dall'altra parte Perini, lo scambio, fa sotto canestro, colpisce il tabellone ma non trova il colpo, anche stavolta non va e il ferro questa volta direi di no. Ultimo minuto, 45 secondi, Saïas è tutta sola, prova sul ferro. 30 secondi, la ultima azione da provare a sfruttare. Cecchini, il Vigarano se ne farà lei, tanto si accascia Saïas, si tocca il volto. Vediamo dove è stato il colpo. Entrato subito coach Josh ad assicurarsi delle condizioni di Saïas, che ora riceve anche l'applauso. Sicuramente una brutta botta, sembra comunque non essere niente di grave. Strulli in campo per darle il cambio. 25 secondi. Vediamo se cercherà la conclusione da 3 punti il Vigarano, proprio come al termine del primo quarto. Sarebbe importante adesso andare a -7.
La Gid riceve palla fuori. Cecchini, però la Gid sotto canestro. Non è un più 3, un più 2, che comunque vale tanto. Vigarano a meno 8, ma gli ultimi 13 secondi sono del Cus, che può tornare a più 10. La palla fuori per il tiro che non va sul rimbalzo. Novato Stavisca a toccare il pallone per Stulli senza trovarla. E non c'è il tempo per il tentativo di Verini. Si chiude quindi a prima metà di gara, si chiude il secondo quarto, il risultato è di 36-28 per il Cus. È una gara ancora lunga, ma le ragazze di Coach Shash hanno veramente interpretato al meglio fino a qui la sfida e proveranno fino all'ultimo a difendere, se non aumentare questo vantaggio in cerca della seconda vittoria stagionale. E mentre i ragazzi si fermano, ci fermiamo anche noi con un breve spot. A tra poco. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Bentornati amici di Directa Sport. Sta per riprendere la sfida tra il CUS Cagliari e il Vigarano. In questo momento le padrone di casa sono avanti 36-28, una gara fino a qui trascinata da Caldaro e Stavinska. Appunto Caldaro nella sua costanza fino a qui e Stavinska che è venuta fuori nel secondo quarto. Dall'altra parte un Vigarano un po' sottotono dopo aver forse cominciato con un piglio migliore questa partita. Si è poi ritrovata sotto più volte, ora sono 8 punti da recuperare, manca tantissimo, ci sono 2 quarti tutti da vivere. Ma è chiaro che in questo momento anche l'entusiasmo, la voglia anche di ritrovare la vittoria può giocare dalla parte del CUS, vittoria che non arriva dal 19 novembre. Anche l'unica fino a qui, dopo averla soltanto accarezzata, può veramente essere arrivata la giornata giusta per abbracciarla forte. Ora giocatrici che rientrano in campo, palla affidata a Puggioni, vicino a lei Saias, tutto pronto a riprendere. Si gioca, ci aspettano 2 quarti che ci auguriamo possano essere divertenti come i primi 2. Subito Caldaro per Puggioni, si fa vedere Strulli che difende, attaccato 2 volte, cerca a destra Caldaro, Stavinska, le due che stanno trascinando fino a qui, ma è Strullo che il gong, la sirena, anzi al finale di azione, è riuscita ad andare al tiro, non trovando però il canestro. Ancora la 24, palla a Stavinska, va a affondare, un tiro buono ed alla fine fallo laterale e palla quindi per Vigarano con Cecchini. Perini va a fare da sola, cambia tutto per Cecchini che cerca il colpo da 3 che entra dentro. Da qui soltanto Piedra è riuscito a mettere dentro un tiro da 3 punti. 3 punti importantissimi adesso per scendere a meno 5. Vediamo come reagisce il CUS Cagliari con Puggioni che si affida al suo capitano. Siamo proprio alla fine, tiro che non va. Anche una volta aspettato fino all'ultimo per cercare la conclusione. Strulli anche stavolta però esito sfortunato. E quindi adesso i rossonere che provano ad accorciare ancora di più il distacco. Cecchini, vediamo se riprova fuori, stavolta deve difendersi. Pepe, Olajid si avvicina a lei, tutto bene, scambio con Olajid, uno colpo, uno scontro. Rimane a terra. Colpita forse proprio all'altezza del naso. Ha vinto in questo caso la fisicità di Olajid. Adesso anche gli accertamenti, ma l'inizio di questo terzo quarto, un po' come il primo, è più dalla parte degli ospiti, mentre quello che avete sentito è stato l'applauso per Caldaro, che resta ora fuori dal campo, tempo di assorbire il colpo. Gioco però che è subito pronto a riprendere, è entrata al suo posto Tagliano, che adesso va a difendere su Perini. Dall'altra parte è servita Cecchini che cerca il tiro, la palla va però a Perini, dietro da Olajid che cerca la conclusione, sul rimbalzo vince lei e al secondo tentativo, usando anche la sua fisicità,
regala altri 2 punti importanti, adesso è -3 per le emiliane. Non deve perdere la calma il Cus, che però adesso perde il pallone. Cecchini non perdona. Time out subito, perché è un momento chiave di questo match. È un momento chiave. Solo sopra di 3 adesso per il Cus, che forse comincia a vedere i fantasmi delle ultime partite. Un timeout fondamentale per ritrovare sicurezze, per ritrovare un attimo di serenità e probabilmente anche per dare il tempo a Caldaro di recuperare. Difficile oggi rinunciare a lei. Miglior percentuale di tiro tra tutte le giocatrici in campo, anche se per ora al Cus è mancato il tiro da fuori, quello che invece per 2 volte è riuscito al Vigarano, grazie a Piedel e a Cecchini. Cecchini che già 2 volte, nel momento più difficile, ha preso la squadra in mano sia a livello di gioco che a livello di realizzazione. E allora, famoso tanto che finisce la ripresa in zona d'attacco. Non Vigarano, ma la rimessa è per le padrone di casa, che hanno palla con Saias. Anche lei in questi primi 2 minuti e mezzo di terzo quarto è un po' mancata. Gagliano, c'è Castrulli per Stavinska, che mette a segno il primo colpo del terzo quarto. Ancora una volta un timeout molto utile alle giocatrici di Coach Sciascia. Poco tempo per esultare, si gioca con Perini che va sotto canestro, attaccata regolarmente da Puggioni. Poi indicazione non farò l'out, comunque va sempre a favore del Cus. Sempre Strulli, sembra leggermente sofferente. Tutto pronto per riprendere. Chiede la mano a Saias, vuole più movimento. Aspetta la compagna. Prova a dare blocco qui Stavinska, si avvicina a Strulli. Ecco Paoletti. Saias ancora, Gagliano vicino a lei. Saias è qui, guadagna fallo, guadagna l'out. Si riprende, si avvicina Strulli, sempre lei, fulcro di questa squadra oggi, grande prestazione fino a qua, ottimo anche il passaggio, ma niente da fare, non è riuscita Gagliano ad approfittare. Ora Perini, Cecchini, aspetta, ha valutato il passaggio, non è andato, il blocco della G non funziona, un buon passaggio dall'altra parte verso Perini, riserve Cecchini che cerca stavolta la 3, questo è un grande colpo, e questo è un grandissimo colpo. Il colpo del pari quando mancano 6 minuti. Inerzia della gara che volge verso la formazione di Coach Borghi. Ma il Cus non ci sta. Gagliano cerca Stavinska. Disturbata. E allora azione che non si concretizza. E Vigarano ha la possibilità anche di portarsi avanti nell'approssimazione. Perini guida. Cecchini questa volta non è più alta. Servita stavolta in zona centrale. Ottimo proprio per la Gid che sceglie di andare sotto canestro 2 volte, ancora sul rimbalzo 3 volte, 4 rimbalzo ancora con Perini che torna dietro da Cecchini. Va benissimo a sinistra, prova Pepe.
un'azione che non si è concretizzata sul gol, palla che si è rimessa in gioco. Consulli che avrebbe preferito la ripartenza, invece deve accontentarsi, ripartire dal fondo e porta anche palla. Stavinski vicino a lei, fa blocco, la Gil però va subito addosso, vicino a lei Sayas, Paoletti, Strulli lì vicino, servita, prova ad andare fino in fondo, prova ad andare sotto canestro, alla fine non cerca il tiro, è riuscito a recuperare palla in tempo anche Vigarano, che riparte con Cecchini per Perini, anche lei sotto canestro, servita Pepe, stavolta il ferro non va e Stavinska vince fisicamente sulla Gid, forse è la prima volta che la Gid perde il duello con la polacca, ed è un bene per il Kus che può imbastire l'azione, che si chiude presto con questo tiro non fortunato di Paoletti. Sempre parità, è passata più di metà del terzo quarto, 4:20 ancora, la palla alle mediane, Cecchini, Perini, più volte con il canestro, poi sceglie di cercare ancora la compagna. Perini, c'è poco tempo, ecco il tiro da fuori, che prende però il ferro, e allora ancora Kus è stallo sul 38 pari, sul Gagliano, ancora Strulli, prova a farsi vedere Stavinska, palla invece perfetta per Sayas, che fa il primo tiro da 3, la prima realizzazione per il Kus, che si porta dunque avanti, va a 41, nel momento forse più difficile della partita per il Kus, ritornare avanti, anche se adesso il vantaggio da più 3 è solo più 1, è comunque un segnale importante, ma soprattutto è una partita apertissima, divertentissima. Gagliano deve difendere palla, ci deve andare fino in fondo, c'è il fallo. Mentre c'è anche il cambio, Giangrasso in campo per Strulli, il 3, Gagliano è pronto ad andare dalla lunetta, possibilità di andare a più 3, non è tanto ma sarebbe un vantaggio importantissimo, vorrebbe avere un'azione di vantaggio, e il primo entra ed è più 2 adesso, 42-40. Anche il secondo entra, più 3 per il Kus Cagliari, 3 minuti ancora da giocare nel terzo quarto. Cecchini intanto però fa fino in fondo, serve San Martino che prova ancora il colpo, è sempre nel lato sinistro del Kus che sta soffrendo, mentre la Giangrasso prova, dove è riuscito alle sue compagne soltanto una volta. San Martino, Cecchini fa anche sul rimbalzo, qui poco attenta alla difesa. Ed è che il fallo, un tiro libero. Per Giuliano, che allora oltre a essere riuscita ad andare a -1 può regalare anche il pari. Lo sbaglia e prende la palla Giangrasso, occasione persa per Cecchini. Kus quindi ancora avanti e Paoletti prova a fare tutto da sola fino in fondo, grande risposta di Paoletti, una grande risposta, nuovamente più 3, 2 minuti, poco più alla fine del terzo quarto. Ora Piedel, Perini, c'è fallo e palla dunque di nuovo alle padrone di casa. Con tanto il time out è fischiato.
questa volta arriva forse nel miglior momento di questo terzo quarto per un Cus che per un secondo ha visto andare in fumo tutto il vantaggio, poi la forza della reazione, e ora ci sono 2 minuti per portare almeno a casa il terzo quarto prima degli ultimi 10 minuti, con i fantasmi ancora di una sconfitta che, se anche oggi venisse dopo una partita vissuta a larghissimi tratti in avanti nel punteggio, potrebbe sicuramente infierire psicologicamente, ed è questo che vuole evitare coach Sciascia, che ha impiegato stavolta molto più tempo nel suo discorso. Vediamo quanto tattico, probabilmente molto più psicologico, anche se a sinistra il Cus Cagliari ha sofferto tanto, è da lì che infatti il Vigarano ha saputo più volte trovare i suoi punti, soprattutto quelli da 3, ed è un fattore che può essere anche decisivo da qui alla fine della partita. Lo sa ovviamente la squadra emiliana, che proverà a sfruttarlo fino alla fine, che deve rifarsi dopo aver forse sprecato buona parte, la metà almeno piena del primo quarto, anche a uso dell'atteggiamento, anche degli errori tecnici, ma intanto è già avanti a provare il Cus con Gagliano, che fa un'ottima finta aiutata da Saias, ma non riesce a trovare il colpo del più 5. Dall'altra parte San Martino, anche lei sbaglia sul rimbalzo Perini da sotto canestro, manca anche lei il colpo, e le bianche allora attaccano adesso. Stavinska riceve palla stavolta fuori dall'area, Giangrasso aspetta proprio Saias, finta, c'è a destra libera Gagliano, è tornata subito la Gil su di lei. Saias vuole fare da sola, potrebbe tentare ed trova un ottimo canestro, più 5 adesso, si fa sentire il pubblico, mentre Cecchini cerca il colpo da 3, non va, all'ultimo tocco poi col pallone che esce di Giangrasso, e Vigarano che resta in zona d'attacco, mentre fuori adesso Saias deve rientrare giustamente Strulli, non può fare a meno di lei, piace per troppo tempo. Cambio anche dagli ospiti, fuori Olajin un po' sottotono negli ultimi minuti, in campo Pocola, servizio però ovviamente per Cecchini, si gira molto bene, Piedel non trova il colpo da 3, sul rimbalzo Paoletti, adesso Strulli ha subito la carica alle compagne, vuole movimento, la affronta Cecchini, la trama volge poi per Paoletti, cerca il pallone per Stavinska che in qualche modo lo tiene, però è stato il fallo di Stavinska, non ci sta Gagliano a dire la sua all'arbitro, ma intanto si gioca. Cecchini, ultimi 36 secondi del terzo quarto, ancora Cecchini, lo scambia 2 volte, San Martino fuori, Perini difende bene il Cus, che alla fine però commette fallo, allora rimane in zona d'attacco, 25 secondi. La palla a Cecchini, subito Perini che ha troppo spazio questa volta, sembra poi per Piedel che trova anche lei indisturbata il canestro del -3. Ultima azione, 12 secondi, Strulli, adesso 10 secondi, difende Cecchini, dovranno provare il colpo, 6 secondi, fino in fondo, e trova il più 5 a 1 secondo alla fine del terzo quarto, canestro di vitale importanza
nell'ordine del match e col 49-44, quindi di risultato complessivo fino a qui. Vi lasciamo anche noi, ci troviamo tra pochissimo, linea allo stop. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Eccoci nuovamente qui, amici di Directa Sport, per l'ultimo quarto. Gioca tutto adesso, più 5 per il CUS padrone di casa sul Vigarano, risultato complessivo di 49-44. Padroni di casa che sentono veramente la possibilità di ritrovare la vittoria. Ai punti forse la meriterebbero, ma anche il Vigano ha dimostrato di non morire mai e ha ripreso ora la partita col tocco di Edok Pekbe. Non un ingresso brillante nel secondo quarto il suo, ma adesso può rifarsi, tanto Piedel e viene rubato il pallone. E allora Strulli, ancora Strulli, Stavisca vorrebbe riceve invece Gagliano. Ciangrasso, palla ancora la polacca. 12 punti per lei fino a qui in questo match. Strulli invece chiusa dalle mani di 3 giocatrici del Vigarano che hanno recuperato in maniera pulita. Sono già ripartite con Piedel che prova ad andare da sola, non trova il canestro sul rimbalzo, va ancora avanti con Strulli che poi cerca Gagliano, spicca sul pallone, lo tiene però. Paoletti vorrebbe ricevere, la seconda riesce, va da sola e trova il canestro, un fischio, e allora non solo 2 punti importantissimi ma anche l'occasione di trovare il terzo punto e poter andare così a più 8 quando 1 minuto dell'ultimo quarto è andato. Fuori intanto proprio Gagliano, torna in campo Caldaro che fermato il suo score a 11 punti. La fine a cui è stata la migliore probabilmente delle sue. Intanto perfetto il tiro di Paoletti, più 8 adesso. Verini, il fallo. Messa al fondo che va a battere Dr. B. Ragazza giovanissima che prova a mettersi in mostra adesso.
perde prima il Kesvika sul pallone, poi non riesce a servire bene. L'azione si conclude comunque con un tiro non fortunato. Ancora Dokpekbe che questa volta mette dentro, e allora -6, 52-46 il risultato. Già in avanti dall'altra parte il Kus, Strulli. Servita Caldaro, ancora Strulli, tentativo da fuori di Paoletti. Da lei essere benissimo Gian Grasso che deve tentare, aveva una buona possibilità, anche a lei il ferro ha detto di no. Non può che ringraziare il Ganno che resta in partita. Perini da sotto canestro, va a -4 il Vigarano, va a -4 le ragazze di Coach Borghi. Strulli, ora Stavinska, bene Paoletti e poi ancora Strulli, trova il blocco Caldano, Strulli poi a sinistra per Stavinska che non trova il colpo da 3 che finora le è mancato. E allora Perini, un passaggio un po' più, provare Ocola, ci prova Cecini, colpo importantissimo questo, -1 adesso, -1 adesso del Vigarano. Ancora una volta l'inizio di quarto è più a favore delle emiliane. Tutti e 4 i tempi più o meno, questa è stata la trama della sfida. Tanto fuori Grasso, entra in campo Cugioni. Che tocca subito il primo pallone battendo sull'out. Stavinska, Paoletti, adesso c'è Caldaro, non si fida però Paoletti va a fare tutto da solo. Il tiro non è buono, poi azione che si conclude con il fischio dell'arbitro. Qua si lamenta con Sciascia, si lamenta con il direttore di gara, il signor Alberto Purrone. Approfittiamo il tiro per Perini che spreca questa volta. Un'occasione persa per pareggiare, un'occasione importante. Comunque pronto a riprendere con il Vigarano che adesso ha veramente fiducia perché è di nuovo lì che può giocarsela per vincerla. Perini, Pepe, Olajid va di forza, cerca per la compagna, il pallone per Perini, le scivola dalle mani. Comunque un passaggio forte ravvicinato, ne approfitta il Cusi ripartendo sotto canestro, e chi se non Caldaro che va a 13 punti totali in questa sfida per il +3 che dà vita e poi per il recupero palla senza fallo, poi sì, sembra dunque alla lunetta. È furioso coach Sciascia, è furioso, anzi no, ti spiego, intanto guidando Strulli con l'arbitro. Sempre lei, sempre Strulli a gestire il pallone. Cugioni non ha spazio, laterale Paoletti che può anche entrare, cerca il tiro
e guadagna quindi un importantissimo tiro libero dalla lunetta. Primo tiro per andare a più 4. Perfetto, perfetto. 55-51. Secondo tentativo, anche questo perfetto. E più 5 per il CUS Cagliari. Mancano meno di 6 minuti. Un vantaggio che vuol dire poco, ma ha la sua importanza. Cecchini, adesso Alleni e ospiti chiedono qualcosa. Buono il passaggio per San Martino. Ottima la trama, non può sbagliare. Sotto l'assolo di 3 il Vigarano. Quando siamo ormai alla metà dell'ultimo quarto di gioco. Paoletti riceve, Puccioni a sinistra si accentra. Lei Odekpekbe. Mentre l'azione la prova a chiudere Stavisca. Senza però trovare il canestro. Cambio tra le ospiti fuori la giovane Dokpekbe. Rientra Bocola, la numero 2. Oggi non una gara esaltante. Ha saputo fare quei 2 punti importanti però all'inizio del quarto quarto, mentre questa volta è Cecchini a conquistare 2 tiri importantissimi dalla lunetta, perché possono consentire nuovamente alle sue compagne di andare a meno 1. Cecchini dunque, vera leader oggi, e da vera leader centra perfettamente il canestro, il primo tentativo. Ora il secondo, stavolta no, rimane sotto di 2 ma a portata comunque di un canestro. Gara assolutamente in bilico. Strui, il passaggio sporcato, c'è Caldaro che mette dentro, ci mette un po' la palla a entrare, 2 bacini al ferro, ma un colpo del più 4 quando mancano 4 minuti e mezzo. È come se ogni volta che il CUS rischiasse veramente, poi l'episodio giocasse anche in suo favore, ma soprattutto la tenacia delle ragazze. Il coach Sciascia che oggi non vogliono rovinare tutto il buon lavoro fatto proprio nel finale. Quindi Paoletti, c'è il colpo, si gioca, Caldaro appoggia per Stavisca che prova, ferro 2 volte sul rimbalzo. Bravissimo a recuperare il numero 6 del Vigarano. Ora Perini, San Martino, vediamo se c'è uno spazio per andare da fuori. Forse ha voluto provare, invece il tentativo arriva, ma non pulito di Cecchini. E palla dunque al padrone di casa. Intanto chiamato il time out. È tornata comunque Caldaro in questo quarto, ha fatto assolutamente il suo lavoro. Ora invece vedremo quali saranno le mosse di coach Borghi per gli ultimi 3 minuti e 43 secondi di gara. 4 punti, il tempo per recuperarli c'è, ma serve qualcosa di più. Serve magari anche sfruttare i tiri da fuori che hanno dato nei momenti più difficili gioie importanti alle emiliane. Anche se quando manca così poco, era soprattutto l'atteggiamento, era da saper liberare la miglior tiratrice. Oggi sicuramente Cecchini, che ha fatto un grande terzo quarto, diventando momentaneamente la miglior marcatrice della sfida. Dietro di lei invece Caldaro e Stavisca. Ma assolutamente menzione speciale per Caldaro,
che ha preso in mano la partita a un certo punto, è mancata nel terzo quarto e infatti le sue compagne hanno sofferto. Tanto il gioco è ripreso, meno di 4 minuti per scoprire chi vincerà qui al Palacus tra Cus Cagliari e Viganano. Strulli, tutte marcate, prova per un secondo a avvicinarsi Puccioni, poi si deve fermare da sola Strulli, quindi si gira per cercare la conclusione solitaria. Allora è andata, allora San Martino, adesso è Viganano che ci prova con San Martino, la palla non entra, gira intorno al ferro ma non entra. Allora Paoletti, Pestarasca che è tutta sola, subisce anche il fallo, 2 tiri liberi, occasione importantissima nelle mani della polacca per andare a +6 quando mancano 3 minuti esatti. Ti assicura addirittura di asciugare al meglio le sue mani. La palla è comunque scotta. Ma lei con la massima serenità mette dentro. Ed è +5 adesso. Vediamo se sarà anche +6. Non entra stavolta, il secondo tiro non è buono. Allora sulla carta Viganano è sotto di 2 azioni con un tiro da 3 a buon fine che magari cercherà proprio adesso, che è uscita a grido dalla panchina perché è un momento importante, è un errore pesante quando manca così poco. Rientra Piedel che gioca pochi lassi di tempo, ma quando entra fa sempre essere pericolosa. È stata lei a sbloccare la sfida dal punto di vista dei canestri da 3, mentre intanto l'arbitro avvicina i 2 coach. Probabilmente è scappata qualche parola di troppo dalle 2 panchine. Si confrontano anche i 2 direttori di gara, ma si può giocare. Strulli, sempre ovviamente a lei la palla della prima manovra, affianca lei Caldaro, vediamo se è dentro col blocco, si va a vedere Stavisca e serve Paoletti, forse per il momento pensa ad andare da sola, si affida comunque a Strulli che non è mai una cattiva idea, rischia proprio stavolta di perderla ma rimedia. Serve Paoletti che cerca il colpo da 3 e questo è un canestro importantissimo. +8 nuovamente, mancano 2 minuti, qualche secondo in più, ci prova da 3 anche Viganano ma sbagliando. Alla fine è palla per le padrone di casa, si fa sentire il pubblico, è chiaramente un momento importantissimo del match. Ed è dunque time out, tutta la gioia nella panchina, un momento emotivamente totalmente inverso tra le ragazze di coach Borghi che adesso vedono una rimonta molto più complicata. Tutto si deciderà in 2 minuti, poco da dire tra i padroni di casa. Probabilmente un semplice incitamento per non mollare, per dare tutto, perché dopo più di 2 mesi, dal 19 novembre al 21 gennaio, potrebbe arrivare la vittoria, la seconda di questo campionato. Una vittoria che forse è già potuta arrivare 7 giorni fa, che poi è mancata proprio nel finale. È chiaro quindi che ci possa essere anche pressione per le ragazze calotta bianca, ma lo scopriremo insieme adesso, ma soprattutto scopriremo che tipo di reazione potrà avere il Viganano, colpito sicuramente nel profondo, ma che avrebbe ancora il tempo della reazione e di riaprire
di tenere fino all'ultimo secondo questa partita, anche se adesso deve difendere perché la palla è alle bianche. Si vede Stavinska da tenuta nettamente. Quinto fallo, dunque 2 tiri, può andare a più 10. Ancora una volta asciuga le mani la polacca. Prima ha azzeccato il primo, non il secondo. Parte anche stavolta molto bene. 63-54 adesso. Perfetto anche il secondo. Perfetto anche il secondo. Più 10. Tanto un fallo ed è a favore delle padrone di casa. Piccini vorrebbe il condotto falloso. E adesso il pubblico si fa sentire. Meno di 2 minuti. È chiaro che la voglia bisogna sia tanta. Dall'altra parte il Sasha tiene calma, mentre il tiro libero, il tecnico messo dentro. Un altro piccolo mattoncino verso la vittoria. Strulli, Caldaro, ancora Strulli, a vedere Stavinska, buona difesa del Vigarano, buono però anche il passo di Strulli. Caldaro non cerca il tiro, lo prova Paoletti, niente da fare, riparte subito con un buon pallone. Strulli si immola e intercetta un passaggio pericolosissimo, anche cuore in questo finale per Strulli, sempre nel vivo del gioco. E adesso ci è arrivato un gran salvataggio. Rimane comunque in zona d'attacco il Vigarano. Cecchini sta un po' mancando adesso, vuole già rifarsi col colpo da 3, la palla non entra e sul balzo la palla e per il CUS ultimo tocco di San Martino. E Puggioni che li mette in gioco. Siamo ormai vicini all'inizio dell'ultimo giro d'orologio qui al Palacus. 65-54 il risultato. Strulli tiene palla, servita a Puggioni. Paoletta, anche per lei comunque è un'ottima prestazione, viene chiusa ma la palla è sempre in gioco per la formazione sarda. 55 secondi. A meno di qualcosa di clamoroso, una vittoria che si avvicina qua. Intanto Strulli forse è la prima volta in tutta la partita sbaglia un passaggio di questo tipo. Ringrazia il Vigarano che allora ci prova. Il colpo da 3 adesso potrebbe regalarci un finale molto emozionante. Cecchini trova Piedel che cerca uno spazio da fuori, cerca il colpo da 3. C'è però il sfondamento ed esulta ancora una volta la panchina di Sciascia che chiama subito il cambio. Saias per il finale. Fuori Puggioni, applausi comunque. Ciape Puggioni per Saias, per tutte le ragazze che sono ad un passo da questo successo. 40 secondi, non ha assolutamente fretta di portare a termine subito l'azione, ma sono adesso hanno avuto per un momento il vantaggio numerico
non sfruttato, meglio giocarsi giustamente ogni secondo a disposizione. Qua tanto c'è anche il fallo. E dunque Strulli va al tiro libero. Una gara che vede imporsi giustamente, meritatamente, per quello che abbiamo visto, il CUS Cagliari, che sta probabilmente oggi raccogliendo i frutti di ciò che ha seminato nelle ultime apparizioni. Stavolta però il primo tiro non va a buon fine. Diamo ora il secondo per andare a più 12. Anche questa volta sbagliato sul rimbalzo, palla recuperata. Anche il fischio dell'arbitro. Allora, comunque al Vigarano 4 secondi. Il cambio fuori Strulli. E qui ovviamente qua la sua partita la chiude con 2 errori dalla lunetta, ma rimane la sua partita eccellente di tutto quello che ha dato ai suoi compagni, mentre qua arriva anche il bel tiro da fuori da 3 di San Martino. Ma il tempo ormai è troppo poco, 14 secondi, deve solo tenere palla la squadra di casa. Ne guadagna anche il fallo e stavolta quindi Paolucci per il doppio tiro libero. Non mancano 11 secondi fuori San Martino. Dentro Pepe. Vediamo se Paolucci riuscirà a mettere dentro. Il tentativo è perfetto. Si avvicina a Savinski a darne il 5. C'è anche leggerezza adesso in questi tiri. E fa 2 su 2. E fa 2 su 2. Ultima azione. Poi finirà questa partita. 6 secondi alla fine. Cecchini cerca il colpo da 3 che manca. 2, un secondo e finisce qui. Dopo 2 mesi il CUS Cagliari ritrova il successo. Tutta la gioia delle padrone di casa che l'hanno soltanto accarezzata nelle ultime settimane. Questa volta invece torna il successo importantissimo, più dal punto di vista psicologico che poi di classifica. Una occasione che vede comunque le ragazze di Coșașa all'ultimo posto. Una gara che comunque ci ha divertito, che si chiude 67-57 proprio per il CUS. Il Vigarano manca, quindi è mancata l'occasione per trovare il secondo successo consecutivo. E con questa immagine chiudiamo anche il nostro collegamento, amici di Directa Sport. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Ciao e alla prossima!